La carta impossibile. Faccio scegliere una carta. Guardatela, ricordatevela. Faccio dire stop, stop. La rimettiamo nel mazzo e ora è qui, rimessa nel mazzo. Facciamo poi che mischiamo un po' il mazzo. Che ho mischiato il mazzo e ora io penso che la vostra carta si trovi più o meno qui. 1, 2, 3 e 4. Prendiamo 4 carte e voltiamo. Abbiamo un 9 di picche, un 9 di cuori, un K di picche e un 3 di picche. Guardate, qui abbiamo 1, 2, 3, 4 carte. Ora, questa sicuramente sì, questa no, questa no, questa no. È tra queste tre la vostra carta? No? Allora voi penserete che sia qui sotto? Ma la verità è che la vostra carta non c'è. Ebbene sì, perché la vostra carta è rientrata nel mazzo e se noi andiamo ad aprire il mazzo, la vostra carta è l'unica ad essere a faccia in su. La carta impossibile.